Anche quest'anno il Comune di Monfalcone partecipa a Barcolana in questa edizione 2021 ancora più importante proprio per parlare di Monfalcone e del suo ruolo sempre più consolidato nell'ambito della nautica a livello internazionale. Ecco che la Barcolana diventa un ottimo momento e con me c'è il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, proprio per valorizzare questo ruolo sempre più importante e per partecipare a questa manifestazione dove anche voi siete presenti non solo con le vostre imbarcazioni da Monfalcone, ma anche per parlare del vostro ruolo in questo magnifico sport che è la vela. Sì, Monfalcone da qualche anno ormai vuole essere presente in Barcolana perché, come ha detto lei, è una vetrina importante per raccontare anche quella che è la visione di una città che si è riscoperta città di mare da tutti i punti di vista. La nautica senz'altro è uno degli aspetti più importanti che ci dà molta soddisfazione. Non tanti sapranno ad esempio che abbiamo quasi 5.000 imbarcazioni nella nostra realtà monfalconese, qua e più di 1.500 addetti che si occupano di nautica all'interno dei marina, dei cantieri, sia piccoli artigiani che anche operatori. Ecco, quindi la nautica come uno dei segmenti più importanti anche dello sviluppo economico di una città che per troppi anni è stata individuata come la città dei cantieri e basta, e invece si è accorta di avere il mare da tutti i punti di vista, della nautica, il litorale, la portualità. Noi stiamo lavorando su questo perché riteniamo che ci sia un futuro importante anche per i nostri giovani e in Barcolana vogliamo rappresentare anche le opportunità che l'eccellenza della nautica monfalconese sa offrire. Abbiamo ad esempio anche la fortuna di aver con noi dei maestri d'ascia. Un progetto europeo che abbiamo vinto ci consente di creare un valore aggiunto anche dal punto di vista didattico della costruzione assieme a loro. E nei nostri siti in Barcolana, dove saremo presenti, penso nei posti nelle location dello scorso anno, riusciremo a raccontare anche questo. Ecco, quindi la nostra presenza in Barcolana ha un significato sicuramente dedicato al futuro della produttività della nostra città, però ha anche un grande legame con l'amore che abbiamo per lo sport. E su questo voglio dire che in questi ultimi mesi, assieme a tutti gli operatori monfalconesi e al nuovo operatore importante, Red Bull, che si è avvicinato acquistando l'Hannibal, stiamo costruendo un futuro che io credo veramente ci possa proiettare nell'Olimpo internazionale da questo punto di vista. È in programma la realizzazione di una Sailing Academy e di una scuola vela e noi all'Hannibal già siamo protagonisti da anni della possibilità di fare scuola vela come alla SVOC, come la Lega Navale, eccetera. Però ecco, la prospettiva di riuscire a fare questo grande salto di qualità in sinergia con tutti gli operatori ci rende veramente orgogliosi. E Barcolana, il comune di Monfalcone in Barcolana, vuole testimoniare che dopo il Covid, dopo questi anni 2 ormai difficili, noi siamo già oltre il trampolino di lancio, ecco, abbiamo già credo spiccato il volo. Proprio nei giorni di Barcolana parteciperete a un meeting per un importante progetto europeo da questo punto di vista. Certo, è uno dei motivi per cui anche sottolineavo quanto fondamentale sia lavorare in prospettiva. Noi di progetti europei ne vinciamo molti, la nostra progettualità ma anche capacità di realizzare, poi di fare le cose è ormai dimostrata, e proprio il giorno 8 saremo anche presenti per illustrare le grandi occasioni che stiamo perseguendo grazie a questo progetto, come anche a quello che adesso si sta realizzando delle visite nelle aree naturalistiche. Sono progetti tutti importanti. Prima accennavo proprio a questa opportunità che grazie alla scuola che rientra nell'opportunità di questo progetto dei maestri d'ascia noi presenteremo. E io credo che niente come Barcolana possa darci la possibilità agli appassionati e ai meno appassionati, anche ai curiosi, di capire quanta strada si può percorrere sul mare. Ecco, sembra un controsenso, ma riteniamo che sia così.
È vero, sul mare, grazie alla potenza anche economica che il mare può avere per trascinare i nostri territori e le nostre città. Tra l'altro, parlando di Barcolana nel dettaglio, insomma, voi sarete protagonisti del trofeo Città di Monfalcone, attribuito alle migliori posizioni per le barche proprio che regatteranno e che vengono da Monfalcone, ma un altro aspetto che piace molto anche della vela è quello che riguarda il kitesurf, certo, che voi avete a Marina Julia. Sì, guardi, devo dire che io ho sempre creduto che l'industria del vento e del mare siano veramente importanti per saper giocare su un futuro di passioni e anche economico e occupazionale. Il lago di Garda ha fatto diventare il proprio sito veramente un'industria economica importante, un volano non da poco, e abbiamo visto che questo accade anche qui. Citavo prima la Red Bull perché si è insediata grazie alle condizioni meteomarine che ci sono, e lo stesso kite, per il quale noi abbiamo un corridoio, il secondo in Italia tra l'altro, è molto frequentata l'area, la zona, dagli appassionati che vengono da ovunque, dal Portogallo, dai paesi del nord. E grazie alla bravura di questi amici ormai, che sono coloro che gestiscono l'associazione di kite, che quindi sovraintendono anche la sicurezza ma anche l'insegnamento, saremo presenti con una, diciamo, passeggiata, una regata che consentirà ai più anche di apprezzare questo sport, che è veramente non solo appassionante, però ha delle evoluzioni che veramente ti rapiscono. E quindi, oltre alla presenza in Barcolana delle barche classiche, diciamo che per noi diventa il trofeo Città di Monfalcone per i circoli nautici che riusciranno ad arrivare per primi, no, per le barche iscritte del Monfalconese. Anche il nostro kite sarà per la prima volta ufficialmente, era già presente anche l'anno scorso, ma direttamente solo da Marina Julia, dove c'è il corridoio kite. Invece quest'anno ci sarà un'apertura diversa che così impegnerà tutto il golfo. E devo dirle che non è l'unico sport che si frequenta, che si può praticare a Marina Julia, perché poi c'è il windsurf. Oggi con i foil siamo tutti specializzati dopo Luna Rossa in questo, e sia l'associazione Kite che quella del windsurf stanno perseguendo anche con il SUP, che comunque ha una realtà diversa ma è appassionante in altro modo, ecco, stanno tutti perseguendo e offrendo delle opportunità al territorio. Noi quest'anno nel nostro litorale, che è molto poco citato perché i media generalmente raccontano di Grado e di Lignano, qualche volta si spingono a Sistiana, Trieste molto poco. Noi abbiamo una metratura lineare molto importante appunto nella nostra città di mare, con spiagge ampie che hanno fatto il tutto esaurito, e l'hanno fatto non soltanto perché comunque abbiamo ovviamente una realtà che ha preferito stare in situ, no? Cioè dopo il Covid tutti noi abbiamo magari usufruito di più, per fortuna, degli spazi bellissimi delle nostre città, ma noi abbiamo veramente ormai a Marina Julia, a Marina Nova, il tutto esaurito sempre. Abbiamo fatto 10.000 presenze, non c'era un ombrellone libero né lì né anche a Marina Nova, dove anche i triestini in forza hanno scoperto che c'è un'area bellissima con una spiaggia che abbiamo riqualificato, e con i servizi nel senso ampio, logicamente, la possibilità talvolta di mangiare la paella, talvolta di ascoltare buona musica. A Marina Julia abbiamo puntato sullo sport, quindi barcolana, barche a vela, grandi realtà anche di campioni della nostra città. L'altra sera abbiamo premiato Mauro Pellaschier, che nonostante i suoi 70 anni si classifica costantemente ai vertici di tutte le ranking internazionali, ecco. Però oltre a questo noi abbiamo puntato anche sullo sport, abbiamo recuperato un segmento che avevamo perso, quello dei giovani, perché offrendo opportunità tu crei anche degli habitat adeguati, no? Ecco, quindi ad esempio noi, puntando sulle palestre a cielo aperto che abbiamo realizzato abbastanza numerose in questa città, e a Marina Julia ce n'è una, abbiamo anche il campo di beach volley, di beach soccer, ecco, quindi
sport del mare abbinati alla possibilità di stare insieme e credo che questo sia vincente. Ecco, mi auguro, se posso dire, quest'anno, mi auguro che Barcolana possa un po' tornare alle vecchie origini, anzi purtroppo è che lo scorso anno c'è stata questa difficile gestione degli spazi a terra, perché ci è mancato, ecco, quasi quel contatto della passeggiata in mezzo a tutti questi stand, a queste realtà anche istituzionali che sono tutte dedicate a far sì che il nostro territorio, che veramente può dare molto, in maniera sinergica dimostri di che cosa è capace. È vero, è una bellissima opportunità e quindi anche Monfalcone è pronta ad affrontare questa Barcolana con il vento in poppa. Ci ritroviamo sulle rive di Trieste. Assolutamente sì. A presto e buon vento. Grazie Sindaco.